Candidato a sindaco numero 1 è Giuseppino Maschio, nato a Borzonasca il 22 novembre 1947 e diplomato perito elettrotecnico, già dipendente di Enel come caporeparto e responsabile dell'area Chiavari, attualmente in pensione. Sposato, ha 2 figli e 3 nipoti. Dal 1985 in consiglio comunale a Borzonasca. Dal 90 al 2004 è stato sindaco, rieletto primo cittadino dal 2009 ad oggi. Per un periodo è stato consigliere della città metropolitana. Nel tempo libero coltiva l'orto. Si ricandida sostenuto dalla lista Rinnovamento e Progresso nel comune di Borzonasca. Uno dei problemi che affligge il nostro territorio, e ovviamente è molto ampio, riguarda un po' tutto il territorio nazionale, è quello della denatalità. Quali aiuti per le famiglie sul territorio di Borzonasca? Sì, è un problema molto serio, purtroppo generalizzato, insomma, a livello nazionale, dovuto all'invecchiamento delle popolazioni dell'entroterra, la Liguria poi in modo particolare. Su questo è difficile intervenire come amministrazione se non cercando di porre le condizioni perché diciamo, la cittadinanza riesca a vivere meglio sul territorio. Per quanto riguarda le persone anziane, abbiamo tutti i servizi sociali, abbiamo nel nostro territorio 2 case di riposo, ma soprattutto cerchiamo di creare le condizioni perché gli anziani possano rimanere nella loro abitazione. E su questo, attraverso anche il progetto Aree Interne, abbiamo predisposto un progetto di infermiere di famiglia, infermiere di comunità, per cui ci sarà una maggiore assistenza alle persone che per motivi vari non hanno familiari oppure i familiari stessi hanno dei problemi a seguirli. Quindi su questo cerchiamo di intervenire. Per quanto riguarda la natalità è dovuto al fatto che i giovani stentano a fermarsi sul nostro territorio perché c'è scarsità di lavoro e su questo abbiamo aiutato, cercato di incentivare la nascita di piccole aziende, di piccole attività locali in modo che i giovani si possano fermare e su questo notiamo negli ultimi tempi un buon ritorno. Ecco, quali possono essere le iniziative per rilanciare la possibilità di occupazione sul territorio? Sì, noi credo che il nostro obiettivo è sempre stato quello di puntare sulle nostre risorse naturali. Uno è quello dell'agricoltura e del rilancio dell'agricoltura. Il nostro comune è sempre stato un comune agricolo che col tempo ovviamente è andato a scemare, però adesso rivediamo un ritorno dei giovani soprattutto in queste attività che sono tipiche del nostro comune. Quindi sono nate piccole aziende agricole che producono formaggi, salumi, prodotti dell'agricoltura e per aiutarli abbiamo costituito ad esempio la DECO, la denominazione comunale, e abbiamo in progetto di aprire un mercato settimanale a Borzonasca di prodotti locali che possano secondo noi aiutare sia i produttori ma anche il commercio stesso di Borzonasca. Commercio e turismo, il territorio ormai vive sostanzialmente quasi solo di turismo. Quali iniziative avete in programma per valorizzare il territorio? Allora, il turismo negli anni insieme agli altri comuni e al parco abbiamo costituito il consorzio ospitalità diffusa proprio per fare sistema tra le aziende agricole e gli imprenditori turistici. Adesso, proprio l'1 di giugno, il 1° giugno di quest'anno, apriremo lo yacht a Borzonasca in sinergia con il consorzio ospitalità diffusa che lo gestirà, col parco che mette a disposizione personale e il comune di Mezzanego che ci aiuta nel sostenere le spese. Questo dovrebbe essere un buon elemento per far conoscere sia il nostro territorio ma anche per promuovere i nostri prodotti, perché insieme all'informazione turistica promuoveremo anche le tipicità, poi la nostra storia, la nostra cultura. Quindi vorremmo attraverso questo strumento veramente farci conoscere meglio nel mondo, perché crediamo che abbiamo un sistema turistico molto importante costruito in questi anni attraverso la rete dei sentieri, ma se pensiamo a tutta la rete dei rifugi che è stata costruita, questo se sappiamo valorizzarlo e sappiamo promuoverlo
può portare dei buoni risultati. L'abbiamo visto proprio nei ponti qui del 25 aprile e del 1 maggio, una grande affluenza di persone, di escursionisti che andavano ai laghi di Scopiana, alla Marga Zannoni, al rifugio di Prato Mollo, insomma. Quindi notiamo che questa azione fatta negli anni comincia a dare i primi frutti, oltre che delle iniziative molto interessanti che nascono spontaneamente sul territorio, vedi il gruppo di Sopra la Croce con la chiesa di San Martino, insomma tutta una vitalità che ci fa buon sperare. Quali iniziative per contrastare il dissesto idrogeologico, quindi garantire la messa in sicurezza del territorio e quindi una viabilità adeguata alle esigenze del vostro comune? Questo è il problema dei problemi del nostro territorio. Non bisogna dimenticare che nel 2013 e 2014 abbiamo avuto con 2 anni consecutivi degli eventi alluvionali disastrosi, hanno prodotto danni per oltre 10 milioni di euro che fortunatamente in buona parte siamo riusciti a risolvere. Abbiamo fortunatamente per la prossima amministrazione abbiamo disponibili 1,5 milioni di euro di interventi, soldi veri, non sono solo idee, ma sono soldi disponibili per la sistemazione delle strade che hanno ancora bisogno di interventi di consolidamento e messa in sicurezza sempre a seguito di questi eventi alluvionali, e poi abbiamo tutto il discorso del dissesto idrogeologico, perché abbiamo un territorio vasto, molto fragile, con diciamo, zone in frana su tutto il territorio, pensiamo a tutte le zone rosse e PG4. Anche in questo caso fortunatamente abbiamo chiesto i fondi e che abbiamo ottenuti, ad esempio, per il consolidamento dell'abitato di Prato Sopra la Croce. Avremo 400.000 euro per interventi che dobbiamo appaltare entro l'anno, e questo dovrebbe andare a risolvere, diciamo, credo in maniera definitiva, questa situazione. Ma non solo, abbiamo altre frazioni, tipo Bevena, su cui abbiamo presentato un progetto da 150.000 euro per monitoraggi e interventi. Abbiamo Belvedere, Valle Piana, che anche questi hanno bisogno di interventi, anche su questo abbiamo presentato un progetto di consolidamento e di monitoraggio. La zona di Temossi, Campori, anche questi hanno bisogno di interventi, anche su questo abbiamo presentato un progetto. Quindi è una vasta, diciamo, purtroppo una vasta gamma di zone che hanno problematiche e che hanno bisogno di grandi risorse, ma che piano piano stiamo cercando di ottenere, e in parte abbiamo già ottenuto. Ecco. Quali sono i punti principali del suo programma? Ma diciamo che intanto continuare sulle cose che abbiamo avviato e portarle a compimento. Dicevo prima sul discorso viabilità, sul dissesto idrogeologico, ma non solo. Ad esempio abbiamo in programma interventi, ad esempio, sui cimiteri. Abbiamo il cimitero di Borzonasca che ha bisogno, ad esempio, di urne cinerarie, in loculi cinerari che non abbiamo e che ormai è entrato nella consuetudine delle sepolture, così come ad esempio Sopra la Croce abbiamo bisogno di realizzare dei loculi che in questo momento vengono a mancare. A Borzonasca abbiamo una cappella del 1400 e del 1500, una cappella del cimitero che ha bisogno di restauro, e interverremo anche su quello. Abbiamo tutta la questione sportiva, dove abbiamo previsto un interventi ad esempio sul palazzetto dello sport, che viene utilizzato da un lato come palazzetto dello sport, ma viene utilizzato anche per attività motorie dalle persone che hanno bisogno di movimento. Anche su quello abbiamo è stato messo a disposizione un istruttore ed è una questione molto apprezzata.
Diciamo sul discorso rilancio turistico ne abbiamo già parlato, ad esempio un'altra cosa vorremmo, ecco, stiamo pensando a come fare un rilancio delle attività anche produttive, da dare risposte a chi ha bisogno di lavorare e chi purtroppo per motivi vari ha difficoltà, e su questo stiamo lavorando con una cooperativa per poter creare delle opportunità di lavoro a chi magari il lavoro l'ha perso in quel momento. Ecco. Il candidato numero 2 è Giannetto Mortola, nato a Borzonasca il 4 luglio 1949, ha conseguito il diploma ed intrapreso gli studi universitari in giurisprudenza. Dal 1980 al 1993 è stato consigliere comunale a Chiavari per il Partito Liberale Italiano. Dal 1994 al 1996 coordinatore territoriale per Forza Italia. Dal 2014 al 2019 capogruppo in opposizione a Borzonasca. È sostenuto dalla lista Borzonasca la Rinascita. Partiamo dai temi della famiglia. Quale iniziativa intende sostenere se è eletto sindaco per sostenere appunto la famiglia e per contrastare la denatalità? Ma guardi, noi a Borzonasca abbiamo un presidio medico tuttora poco utilizzato, quindi noi intanto intendiamo far venire qualche specialità nell'ambulatorio e nello stesso tempo i prelievi che oggi vengono fatti ogni 15 giorni noi vogliamo e insisteremo perché ciò avvenga, siano fatti almeno settimanalmente. Dopodiché per la famiglia e per la denatalità noi cosa facciamo? Noi vogliamo costituire un efficiente servizio sociale. Borzonasca è un paese dove ci sono molti anziani, per cui noi abbiamo predisposto che un consigliere comunale affianchi l'operatore del servizio sociale e lo aiuti in tutte quelle che sono le pratiche anche burocratiche inerenti alla sanità o la pensione, perché appunto ci sia qualcuno che aiuti queste persone anziane a svolgere tutte queste pratiche. Inoltre noi abbiamo pensato di dare dei bonus acqua, gas, luce a tutte le persone meno abbienti del paese, quindi venire incontro a queste cose. Non abbiamo per la verità pensato ancora, poi col tempo magari riusciremo anche a fare questo, a pensare a un bonus bebè, come in effetti c'è già in molte parti, in molti comuni d'Italia. Vedremo, insomma, noi agli anziani e alle famiglie ci stiamo pensando e abbiamo inserito appunto le cose che le dicevo nel nostro programma, dopodiché vedremo. Come intende invece rilanciare la possibilità di occupazione sul territorio, cioè il tema del lavoro? Praticamente noi combatteremo lo spopolamento di Borzonasca avvenuto in questi 20 anni, da 20 anni a questa parte la gente diminuisce sempre, chiudono i negozi e quindi la gente se ne va. Ora noi abbiamo pensato di dare dei benefit a tutte le persone che verranno ad abitare a Borzonasca comprando una casa o affittandola per almeno 5 anni, e la stessa cosa per tutti coloro che verranno a Borzonasca ad aprire un'attività commerciale o d'altro. Ora a queste persone noi daremo dei benefit sotto forma di farli pagare meno tasse comunali, proprio per invitarli a venire ad abitare a Borzonasca, che è un posto
se curato, bellissimo, a 15 minuti dal mare e a mezz'ora dalla montagna, in mezz'ora si arriva a 1500 metri, per cui pensiamo che la gente, tutto sommato, se Borzonasca si attrezza un attimo, possa venire benissimo a stare a Borzonasca. Tra l'altro i benefit di cui parlavo noi li daremo anche a chi già ha un'attività a Borzonasca e coraggiosamente la sta portando avanti. Inoltre insisteremo con l'ATP perché le corse, i pullman possono offrire più corse, specialmente d'estate quando le scuole sono chiuse e quindi le frazioni rimangono quasi isolate, quindi interverremo anche in questo senso. Un altro aspetto anche di sviluppo del territorio, di cui già ne parlava adesso, è anche quello ambientale, quello turistico. In questo caso che idee ci sono? A Borzonasca ci sono un sacco di belle cose, a cominciare dalla chiesa di San Martino di Licciorno, alla sorgente dell'acqua ferruginosa sopra la croce, i laghi di Giacopiane e soprattutto la Bassia di Borzone. Ora, per la Bassia di Borzone, che è una bassia del 1100 praticamente non si è mai fatto niente in questi anni. Sono stati dati anche dei soldi per l'illuminazione, però non si è ancora visto niente. Noi abbiamo intenzione di ripristinare completamente la strada che dalla provinciale porta a Borzone, appunto, e mettendola in sicurezza e allargandola là dove si può allargare, quindi un rifacimento completo della strada per arrivare a Borzone, di costruire un parcheggio, abbiamo già individuato l'area, in modo che possano arrivare dei pullman su. Ora, voglio dire, come la gente va in visita a Montalegro piuttosto che da altre parti, nel momento in cui c'è una strada capace di sostenere il transito di un pullman, potrebbe venire anche su a Borzone. E nello stesso tempo cercheremo di dare un aiuto perché la trattoria che era lì a Borzone possa riaprire, in modo che i turisti poi abbiano anche un punto di ristoro. Ne ha già accennato il tema della viabilità, è uno dei fenomeni che contraddistinguono le vallate del dissesto idrogeologico. Guardi, su questo argomento, che lì sul nostro programma è ben descritto, noi abbiamo intenzione in 5 anni di rifare 5 strade che collegano il centro alle varie frazioni, perché è nostra intenzione valorizzare al massimo le frazioni, fino adesso sempre trascurate e divenute quasi un fastidio per il sindaco attuale. Noi invece abbiamo intenzione, una per anno, quindi di rifare manto stradale e allargare, mettere in sicurezza e allargare là dove è possibile le strade per arrivare appunto alle nostre frazioni. Pensiamo che in 5 anni riusciremo a farne almeno 5. Quali sono queste strade? Tanto quella di Borzone, per andare a Borzone è la prima, la strada di Levaggi e Belpiano e Tigliolo Belpiano e Acero, perché è la strada che va fino a Acero, poi la strada per Temossi e quella per Careglia. Inoltre volevo dire, a proposito di strade, poi c'è la strada che va sopra la croce, che non è competenza del comune, ma io mi farò carico presso il presidente Bucci della città metropolitana perché intervenga, perché la strada appunto provinciale, chiamiamolo così, ha bisogno di molti ritocchi. In un minuto altri punti che non ha toccato nel suo programma. Ebbene,
noi pensiamo Lago di Giacopiane. Ora noi pensiamo, oggi chi va al Lago di Giacopiane deve spendere 5 euro, cioè costa 5 euro e poi si trova nel nulla. Noi abbiamo intenzione, insieme alla città metropolitana, alla regione, all'Enel, al parco dell'Aveto e ai proprietari terreni del posto, di creare a Lago di Giacopiane punti ristoro, un parco per i più piccoli, i servizi igienici che non ci sono, punti di raccolta dei rifiuti che non ci sono, e il mio sogno sarebbe anche quello di poter fare un piccolo maneggio dove la gente impara ad andare a cavallo e magari può fare delle bellissime passeggiate a cavallo fino ad arrivare alla Cappelletta delle Lame, attraverso le faggete, attraverso i sentieri che peraltro ci sono già, vanno soltanto ripuliti. Il candidato numero 3 è Pierluigi Cella. Nato a Chiavari il 21 gennaio 1965, ha conseguito il diploma di geometra e svolge attività come impiegato tecnico per un'impresa edile. È sposato e nel tempo libero ama ritirarsi in campagna lontano dalla città. È già stato candidato, non eletto, per il Consiglio Comunale di Borzonasca negli anni 90. Alle amministrative 2019 ci riprova candidandosi a sindaco appoggiato dalla lista Uniti per Borzonasca. Parliamo del sociale, delle famiglie, degli anziani e dei giovani. Quali iniziative per sostenere la famiglia e anche contrastare il fenomeno della denatalità? Allora, il problema famiglia è un problema che va gestito sicuramente a livello nazionale e il nostro governo ha sempre investito molto poco, al contrario di Francia, Germania e quant'altro. Quindi a livello locale non è semplice, perché non ci sono i fondi ovviamente che possono essere spesi per questo motivo, però si possono creare sicuramente delle situazioni, quali possono essere, se non altro, la piacevolezza di vivere in un posto completamente diverso e al di fuori dello stress cittadino, può essere un'attrazione, e per questa situazione agevolare la possibilità di potersi muovere in maniera più semplice, quindi più semplice nel senso con strade sicure e dove chi deve scendere tutti i giorni al lavoro deve farlo più velocemente. Il sostegno alla famiglia come amministrazione comunale è sicuramente molto ridotto, però dobbiamo creare sicuramente i motivi perché le giovani famiglie, le giovani coppie possano vivere a Borzonasca, quindi sicuramente con la scuola che sia a disposizione, i servizi scolastici che siano a disposizione e anche la rete di tutti i vari servizi, negozi e trasporti, non solo quelli per i bimbi ma anche quelli per gli adulti, che siano corretti e siano disponibili. Come si possono rilanciare forme di occupazione anche sul territorio di Borzonasca? Ecco, sul territorio di Borzonasca mi farebbe piacere riuscire a instaurare un rapporto più diretto con la popolazione, con le aziende che ci possono essere sul nostro territorio. Sul nostro territorio non ci sono ovviamente industrie, non ci sono fabbriche, forse meglio così, però tutte le varie aziende che ci sono, sto parlando di aziende agro-silvopastorali, secondo me hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di interlocuzione, per poter accedere sicuramente a dei finanziamenti locali ma anche europei. Ci sono dei bandi che escono mensilmente, bimestralmente, trimestralmente, dove ci sono dei fondi a cui si può attingere, e sicuramente è una difficoltà per un agricoltore, per una piccola azienda accedere a questi finanziamenti. C'è un bando LIFE del 2019 che purtroppo sta scadendo, nel 2019 sta scadendo il 17 di giugno, dove c'erano 400 milioni di euro. Cioè, secondo me bisogna attingere a questi fondi, bisogna non lasciarli disperdere, perché sono fondi europei che se non li utilizziamo
tornano indietro. È chiaro che a livello nazionale 400 milioni di euro, però non facciamoci scappare. C'è la nuova legge Sabatini, con tutti questi bandi qua permettono di comprare nuovi macchinari, rinnovare l'azienda, chi ne ha bisogno, nuovi supporti hardware e software, per dare un'innovazione alle strutture, piccole, microstrutture che abbiamo, e creargli una facilitazione all'accesso al credito, ma non solo a bandi europei, anche per quanto riguarda il discorso di credito privato. Vorrei poter riuscire ad accompagnare chi ne ha bisogno anche su un credito privato, banche o quant'altro, e pormi da tramite, cioè creare veramente un aiuto che forse oggi non c'è. Quali iniziative si possono intraprendere per valorizzare il territorio e anche sostenere delle forme di turismo? Allora, nel fine settimana io vedo che ci sono tantissime auto, moto, bici che percorrono la nostra statale. Purtroppo a Borzonasca non riusciamo a trattenerli. È chiaro che non abbiamo delle strutture ricettive forse adeguate, che secondo me vanno sviluppate. Agriturismi, bed and breakfast o quant'altro, non abbiamo alberghi, non abbiamo più forse le strutture che possono creare attrazione, e anche su questo bisogna secondo me lavorare, perché anche il discorso del turismo delle Cinque Terre risale nelle valli e dobbiamo dargli ospitalità. Forse i soldi che sono stati spesi a suo tempo per quanto riguarda gli agriturismi e bed and breakfast sono stati spesi in maniera non corretta, cioè non hanno avuto un riscontro positivo. Le ristrutturazioni che sono state fatte, tante purtroppo poi sono state chiuse, e quindi la ricezione è molto importante, gli appoggi sul territorio sono molto importanti. Secondo me il flusso di turismo c'è ancora e quindi va sicuramente monitorato meglio. Borzonasca è stata anche in passato flagellata dal maltempo. Ci sono iniziative che si possono intraprendere per cercare di prevenire il dissesto idrogeologico e garantire la messa in sicurezza e la viabilità? Questo è un altro punto a cui terrei molto. Anche qui mi fa piacere coinvolgere sicuramente la popolazione in maniera diretta, in tutti i paesi che compongono Borzonasca, perché la popolazione ci può aiutare su una prevenzione, perché ci vuole tanta prevenzione sul territorio, vanno curate tutte le strade che abbiamo, sia a livello di amministrazione comunale, sia a livello di ANAS e città metropolitana. Città metropolitana è arrivata da poco, ma ha lasciato le strade in totale abbandono. ANAS purtroppo negli anni dietro è stata smembrata, oggi forse ritorniamo ad un'attività migliore. Secondo me va monitorato e va fatto con cura la prevenzione sul territorio, quindi cunete, tombini, taglio erba, ma non vanno fatti solo dall'amministrazione comunale per quanto riguarda le strade comunali. Secondo me vanno coinvolte le persone del paese che ci tengono molto, e su questo penso che i fondi che si possono avere in amministrazione possono essere convogliati sulle varie frazioni e far intervenire le persone in diretta, perché sicuramente il lavoro viene fatto con più cura e forse con una spesa minore. Quali altri punti del suo programma elettorale sono fondanti proprio anche del programma stesso? Sviluppare le attività che ci possono essere, sempre per riagganciarsi al discorso famiglia. È possibile ampliare il discorso commercio, negozi, mercato settimanale o mercato, chiamiamolo il mercato locale, sono cose interessanti. Da lì possiamo andare anche oltre, però sviluppare tutto quello che oggi è stato fatto e si può fare sempre in rapporto stretto col cittadino, senza invadere ovviamente le posizioni del commerciante o dell'agricoltore. L'attività del terziario anche è sicuramente da ampliare.
però bisogna dargli sicuramente anche un supporto, e a me fa piacere essere presente con sobrietà, ma cerchiamo di portarlo a termine. Ci vuole collaborazione col cittadino, anche il cittadino deve collaborare, nel senso che è inutile il lamento a cose fatte, parliamone prima, se posso essere d'aiuto in diretta ok, se non posso chiaramente verrà detto, ci sono persone che ci possono aiutare in tutti i settori. Ha ancora 1 minuto e 27 a disposizione, vuole aggiungere qualcosa? Mi ripeto forse, mi farebbe piacere creare un rapporto molto sincero e franco con la popolazione, con chi ha bisogno chieda, vediamo se riusciamo a risolvere il problema. Se non riesco a risolverlo personalmente, cosa che sicuramente su tanti punti non sarà possibile, ci facciamo carico di poter avere a supporto tecnici eventuali per ogni settore. Va detto con franchezza, va detto all'inizio, però parliamone. Ma il mio appello al voto è che chiedo ovviamente di votarci, perché credo che in questi anni abbiamo dimostrato di saper amministrare, credo che abbiamo dimostrato anche di essere un'amministrazione di tutti, chi ha voluto venire dal sindaco ha sempre trovato una porta aperta, lasciamo un bilancio in ordine con un buon avanzo di amministrazione di 700.000 euro, abbiamo risorse da investire nella prossima tornata per 1,5 milioni e quindi crediamo di aver dimostrato di saper amministrare e credo che meritiamo la vostra fiducia. Poi ovviamente ogni cittadino è libero di scegliersi il proprio futuro, ma crediamo in questi anni di poter aver garantito servizi e una buona vivibilità sul nostro territorio. Per un fatto di democrazia, perché sono 30 anni che Borzonasca è governata dalla stessa persona, uno solo al comando, questo non va bene, quindi penso che anche Maschio dovrebbe capire che è ora di cambiare un po' Borzonasca. E poi perché, voglio dire, io con la mia lista siamo veramente convinti di poter fare cose diverse da quelle che sono state fatte fino adesso e riuscire finalmente a rilanciare Borzonasca. È chiaro che non si può portare come negli anni 60-70, però ci sono molte cose da fare, l'arredamento urbano che va rivisto completamente, la questione dei parcheggi a Borzonasca che va rivisitata, insomma ci sono tante cose che noi abbiamo voglia di farlo per il bene di Borzonasca e per i cittadini di Borzonasca. Perché i cittadini di Borzonasca dovrebbero votare lei e la sua squadra? Ma la mia squadra è composta da persone sincere, persone che hanno sicuramente voglia di essere di aiuto. Ovviamente non siamo dei politici, io preferisco avere sobrietà e concretezza, quindi il nostro voto è sicuramente dedicato ad avere un'amministrazione pulita, sana, consapevole e presente.